Buonasera e benvenuti a tutti. Mi chiamo Mara Turani, sono stata qui ex consigliera per il Movimento 5 Stelle qui a Pordenone, al Consiglio di Pordenone. Abbiamo invitato personalità importanti a parlare di un tema importantissimo, quindi cedo subito la parola a Elena Danielis che presenterà gli ospiti e farà l'introduzione alla serata. Grazie. Buonasera a tutti. Io sono Elena Danielis, sono coordinatrice regionale del Movimento 5 Stelle qui in Friuli Venezia Giulia e come sapete questi 5 quesiti posti per il referendum dei primi di giugno, 8 e 9 giugno, sono importantissimi e così è importante la chiamata al voto. Per far sì che il maggior numero di persone possibile siano informate su questi referendum e decidano che è importante andare a votare, organizziamo serate come questa, che sono serate sostanzialmente divulgative su quello che è il concetto di votare a un referendum. Per noi del Movimento 5 Stelle la democrazia diretta è un punto fondamentale. I referendum sono molto importanti per noi, ma in particolare questi. In particolare questi perché la questione lavoro e poi anche la questione cittadinanza sono delle questioni cruciali in questo momento in Italia. Questi referendum mettono sotto la lente alcuni aspetti veramente importanti della vita di tutti noi, che sono la sicurezza del posto di lavoro, che sono il problema della cosiddetta flessibilità, che in realtà è precariato, che sono la questione degli appalti e subappalti e quindi non indirettamente ma direttamente la sicurezza fisica dei lavoratori. Noi abbiamo un bollettino di morti sul lavoro spaventoso, 3 persone al giorno perdono la vita sul lavoro. La possibilità di intervenire sulla questione dei subappalti è probabilmente la cosa più importante che noi andremo a votare. E poi c'è la questione cittadinanza su cui molti di noi hanno proposte, ma tutti noi riconosciamo che vada affrontata. Quindi io comincerei passando la parola ai nostri ospiti della serata che sono degli ospiti di grande spolvero. Abbiamo l'ex ministro Patuanelli, abbiamo il segretario della CGIL della provincia di Pordenone, Marcon, e parleremo insieme. Io vorrei iniziare dai primi 2 referendum, che sono quelli sui licenziamenti, e vi chiederei in che modo questi referendum superano l'orribile legge Jobs Act che nulla di buono ha portato ai lavoratori in questo paese. Parto io? Sì. Ops, microfonino. Allora, sono entrambi quesiti referendari che intervengono sul tema dei licenziamenti, però il primo sicuramente va a modificare, a cancellare la parte peggiore del Jobs Act, di quello che chiamiamo Jobs Act, che è quello delle tutele crescenti, che di fatto mercifica il valore stesso del lavoro, perché dà al datore di lavoro la possibilità di licenziare senza giusta causa, quindi senza nessun giustificato motivo, perché non è che non possano licenziare, ma devono avere degli elementi, degli argomenti validi, definiti dalla legge 300 oppure dai contratti di lavoro. In questo caso, appunto, con il Jobs Act possono licenziare per qualsiasi motivo e sanno già quanto gli costa quel licenziamento, perché c'è soltanto un risarcimento già definito dalla legge, anche se la legge è stata poi rivista dalla giurisprudenza, dai tribunali, eccetera, ma la legge rimane quella, quindi oggi un giudice decide in un modo, domani decide in un altro, in base a una condizione specifica, quindi non c'è una certezza data dalla giurisprudenza. Okay? Perché non siamo in America. Se in America ritrovano una sentenza di 20 anni prima che stabilisce un principio e l'avvocato convince il giudice la applica. Da noi ogni giudice ha poi la facoltà di valutare
nello specifico qual è. Quindi di fatto noi dobbiamo attenerci alla legge, non a quello che ci dicono quelli contrari, che tanto oramai è superato il Jobs Act. No, vabbè, per niente, ecco, cerco di usare vocaboli corretti visto che siamo in registrazione. Quindi il primo interviene sul Jobs Act e noi chiediamo con il certificato, nel momento che andiamo a votare votiamo sì, la cancellazione di quella norma e la reintroduzione per tutte e tutti i lavoratori e lavoratrici assunte dopo il 7 gennaio 2015, 7 marzo, scusate, 2015, scusate ma sono all'ennesima assemblea, sono un po' affaticato, e di fatto gli viene reintegrato l'articolo 18. E qua è da precisare che il tema non è essere giovani o meno giovani, qui il tema è che chiunque abbia cambiato lavoro o abbia iniziato a lavorare in un'azienda sopra i 15 dipendenti, perché questa norma si applica sopra i 15 dipendenti, in aziende sopra i 15 dipendenti, non ha più il diritto ad essere reintegrato come invece hanno gli altri lavoratori e lavoratrici che erano già presenti. Perché il tema vero della tutela del lavoro è questa. Nel 1970, quando il Parlamento ha varato la legge, ha introdotto per le aziende sopra i 15 dipendenti il diritto per i lavoratori e lavoratrici di essere reintegrati sul posto di lavoro dal giudice se il licenziamento era illegittimo. Il Jobs Act ha eliminato questa condizione per quelli assunti dopo. E non è un tema di vertenze legali, deve essere chiaro questa cosa, perché i nostri detrattori, cioè i detrattori del referendum, la buttano sempre in cacciara sui soldi. Qui il tema non sono i soldi, non è il fatto che ti do più soldi e quindi va bene così ti posso licenziare. Qui il tema è se ho diritto di poter essere un lavoratore e una lavoratrice con diritti, di poter tenere la schiena dritta e la testa alta, se posso rivendicare i miei diritti senza correre il rischio di essere cacciato magari anche con dei soldi. Il tema del reintegro è questo, è un fatto di dignità. E dico una cosa in più, prima che venisse modificato, le cause che arrivavano al giudice per i licenziamenti legittimi che prevedevano il reintegro erano 1 migliaio o poco più in un corpo di lavoratori interessati che erano 10 milioni di persone. Quindi stiamo parlando di inezie, perché il diritto ad essere reintegrati è un deterrente del licenziamento, perché il datore di lavoro che sa che se fa un licenziamento illegittimo si ritrova quel lavoratore lì, perde anche di credibilità nei confronti della stessa platea, degli altri lavoratori e sa che non lo riesce a fare. Quello è l'elemento di valore. L'altro invece, quindi non so se sono stato chiaro sull'importanza di questo aspetto, e invece appunto sul disastro che ha prodotto questa cosa, perché il fatto che adesso ci siano lavoratori che hanno l'articolo 18, che noi che siamo vecchiotti ragioniamo così, l'articolo 18 era il caposaldo, appunto, quello che prevedeva della legge 300 il reintegro. Ci sono lavoratori e lavoratrici che hanno l'articolo 18 e lavoratori e lavoratrici che non ce l'hanno. In una crisi aziendale l'azienda può tranquillamente decidere di mandare via, e sta già succedendo in qualche azienda in giro per l'Italia, di mandare via una quota di lavoratori con il Jobs Act, tanto sa che gli costano poco, e con gli altri apre la trattativa col sindacato come si fa di solito per incentivi. Di solito tendenzialmente, io parlo per la CGIL, noi non firmiamo accordi su licenziamenti legittimi che prevedono l'applicazione dei criteri di legge, ma bensì dell'unico criterio della volontarietà, incentivato profumatamente, se ci riusciamo. In modo che sarà il lavoratore o la lavoratrice se ha le condizioni di accettare di uscire, altrimenti resta dentro. E con gli altri invece no. Il referendum rimetterebbe a posto le cose il giorno dopo e tutti i lavoratori e lavoratrici assunti, anche dopo il 2015, avrebbero la stessa tutela. Il secondo invece interviene sulle aziende sotto i 15. Perché ci sono aziende sotto i 15 che si trovano in questa condizione? Perché nel 1970, quando il Parlamento varò, dopo grossi lavori di commissione, quella legge, pose l'asticella sopra i 15,
Peraltro il partito che l'aveva promossa quella legge, che poi dopo l'ha discussa in commissione, si astenne dal voto finale di approvazione, proprio per questa ragione. Quel partito fu Partito Comunista Italiano. E proprio perché riteneva che l'asticella era troppo alta. All'epoca le aziende piccole, artigiane, erano aziende artigiane a conduzione familiare, quindi sembrava logico per la Democrazia Cristiana e gli altri partiti proteggere quel tipo di attività, proprio perché davano idea, tanto comunque chi vuole che licenzi il lavoratore che è praticamente una persona di famiglia. Solo che oggi il 95% delle aziende del nostro paese, che è un altro dei grossi problemi che ha l'Italia, sono aziende sotto i 15 dipendenti, quindi quella volta erano non lo so, io non sono così vecchio, non sono andato così indietro, ma quella volta erano probabilmente minoritarie ed erano specificatamente artigiane. Oggi ci sono aziende piccole che fatturano e hanno margini operativi e utili enormi, ma sono aziende piccole sotto i 15, ma che hanno probabilmente che fanno attività di un certo tipo, spesso quelle di servizio informatico o di elaborazione, che riescono ad avere fatturati grandi e pochi dipendenti. E sono, ripeto, la maggioranza. Non è che ci stanno tutti lì i lavoratori, perché il 47%, se ricordo bene per le percentuali, sta in quelle poche aziende grandi, sopra i 15. Gli altri stanno, il 52-53% stanno nelle aziende più piccole invece. Lì c'è solo una legge del 66 che stabilisce che se un'azienda licenzia ingiustamente una lavoratrice o un lavoratore, l'unico rischio che corre è di dover pagare 6 mesi di retribuzione. Possono diventare 10, 14 solo in rarissimi casi, ma la sostanza sono 6 mesi. E questa cosa qui produce un effetto brutale nelle persone, perché le persone che vengono licenziate non avviano neanche la causa legale, perché i rischi di perdere i costi da affrontare sono alti, anche perché nel tempo i vari governi hanno introdotto oneri finanziari di partenza per togliere la conflittualità. Invece di alzare i diritti dei lavoratori hanno aumentato i costi per fare le cause, quindi le persone si trovano a dover affrontare costi iniziali per poter avviare la pratica di impugnazione legale, e con una posta in gioco che al massimo gli garantisce 6 mensilità forse, rinunciano. Nella mia esperienza, che non è proprio di un anno o due, ho visto decine di volte, in particolare le donne, che sono quelle più soggette a questo tipo di licenziamenti, accettare 1 o 2 mensilità, e qualche volta neanche quelle, bastava soltanto la NASPI piuttosto che la disoccupazione. Chiaro? Questa è la condizione. Quindi con il referendum noi interveniamo su questo aspetto. Cancelliamo il tetto che limita l'azione del giudice. Questa cosa produrrà subito risultati? Non lo sappiamo, non siamo in grado di prevedere cosa succederà, ma il tema anche qua non sono le cause economiche. 3 giorni fa ero con degli avvocati che spiegavano con dovizia di riferimenti legali le cose, e io quando ho fatto il mio intervento ho detto: non è per dare da lavorare a loro. Fare questa operazione sul secondo quesito significa togliere al datore di lavoro che vuole licenziare ingiustamente i suoi dipendenti la certezza del costo di quel licenziamento. Quindi è un elemento di tutela, una volta di più, come sull'articolo 18. L'obiettivo nostro non è di andare in causa davanti al giudice, ma quello di evitare che il licenziamento venga fatto in modo strumentale all'inizio. Questo è il valore, per dare dignità. Mi fermo qua, se no poi non ti lascio neanche parlare e poi divento... Grazie. Ti faccio prendere il rischio che divento troppo lungo. Grazie Elena, grazie Maurizio, buonasera a tutti. Allora, siccome Maurizio ha spiegato tecnicamente in modo perfetto, preciso, puntuale quali sono i 2 primi quesiti, volevo intanto iniziare con una premessa stando totalmente fuori tema. Oggi è il 33esimo anniversario della strage di Capaci e credo che sia giusto ricordare Giovanni Falcone, sua moglie, i membri della sua scorta che hanno perso la vita in quel drammatico attentato,
e lo dico perché oggi ho la fortuna di lavorare a stretto contatto con due grandi magistrati antimafia, che sono Federico Cafiero De Rao e Roberto Scarpinato, in particolare con Roberto, insomma, Federico è deputato e Scarpinato fa parte del gruppo che ho l'onore di presiedere, e oggi c'è un tentativo in Commissione Antimafia di delegittimare la loro azione e di escluderli materialmente, con una modifica della legge costitutiva della Commissione Antimafia, con un cavillo sui conflitti di interesse, posto che sono due magistrati che si sono occupati di mafia, in particolare Roberto, di tanti processi che hanno riguardato la trattativa Stato-mafia, hanno proposto una modifica normativa che di fatto escluderebbe Roberto dalla Commissione Antimafia. Questo è il centrodestra in questo paese. Vogliono escludere due magistrati antimafia dalla Commissione Antimafia. Ma perché si sono occupati in passato di questa roba qua? Perché si sono occupati in passato di processi. Invece di essere una nota di merito, siccome hanno attivato un filone di indagine della Commissione Antimafia rispetto alla trattativa, dove hanno audito anche recentemente il generale Mori, che è stato coinvolto in alcuni processi in cui c'era anche il lavoro di Roberto Scarpinato, che ha lavorato con Paolo Borsellino a stretto contatto per tanti anni. Chiaramente cercano di cacciarlo da quella commissione. Questo è, ma insomma, vediamo che rispetto alla criminalità organizzata anche la necessità dell'intervento del Presidente Mattarella sull'ultimo decreto infrastrutture, che ha dovuto stralciare una norma che di fatto limitava, anzi creava un potere speciale all'interno del Ministero dell'Interno, quindi soggetto al potere politico di verifica e di controllo antimafia sulla realizzazione del ponte dello Stretto di Messina. Ecco, io credo che siamo davanti ad un periodo che va, come posso dire, valutato e monitorato in modo molto attento sotto tanti fronti. Questa destra sta cercando di creare delle condizioni in questo paese che ci riportano indietro, tanto indietro negli anni, e credo che sia nostro dovere segnalare tutte questo tipo di attività politiche, perché sono molto pericolose per la tenuta anche democratica del nostro paese. E mi aggancio anche al referendum, anche questo invito al non voto costante fatto da tutti i vertici della destra italiana è un tentativo di limitare la sovranità che in questo paese dovrebbe appartenere al popolo e che si legittima proprio invece nell'espressione del voto. Votare non è un obbligo, però credo che sia un dovere civile. Uno può esprimere un voto contrario se non è convinto. Peraltro è anche una situazione un po' assurda, no? Perché in particolare la Lega era sul fronte opposto rispetto al Jobs Act, ha fatto battaglie contro il Jobs Act e oggi invita il proprio elettorato a non andare al voto. Quindi è veramente un teatro dell'assurdo. Rispetto invece, entrando un po' nel merito dei primi due quesiti referendari, Maurizio ha descritto tecnicamente in modo inappuntabile qual è l'effetto che si vuole ottenere attraverso i primi due quesiti. Aggiungo che alcuni elementi proprio legati al Jobs Act che Maurizio ha descritto prima, io li ho potuti vedere nei tantissimi tavoli di crisi che ho dovuto gestire al Ministero dello Sviluppo Economico. C'è quell'atteggiamento dell'imprenditore, ovviamente tavoli che riguardavano tutte aziende con più di 15 dipendenti, l'atteggiamento dell'imprenditore che preferisce pagare post licenziamento piuttosto che andare alla trattativa sindacale per capire come gestire una eventuale crisi aziendale che può portare ad avere degli esuberi, ma che si gestiscono con l'accordo sindacale, non con il licenziamento che si sa essere illegittimo, perché tanto io so quanto mi costa licenziare quella persona. E rispetto al secondo quesito, una previsione normativa che appunto ha diviso il mondo delle imprese in due pezzi, no? Più di 15 dipendenti e sotto i 15 dipendenti. Anche se certamente nella volontà del legislatore probabilmente l'obiettivo non era quello di parcellizzare le imprese italiane,
ma chi di noi non conosce un imprenditore che gestisce direttamente o indirettamente almeno 3 aziende con meno di 15 dipendenti? Ed è proprio il motivo sta proprio qua, cioè il fatto che la nostra struttura produttiva dagli anni 70 in poi si sia sviluppata prevalentemente con piccole micro aziende, non medie, le mid cap sono sopra i 250 dipendenti, quindi aziende di dimensioni micro, è proprio per non sottostare alle norme più stringenti che riguardavano esclusivamente le aziende con più di 15 dipendenti. Allora in qualche modo togliere uno di quegli elementi che caratterizzavano la differenza tra un'impresa con più e meno di 15 dipendenti potrà avere un effetto positivo anche sul modo in cui si sviluppa l'impresa in questo paese. Cioè non è fatto contro gli imprenditori, è fatto anche per dare un segnale di accorpamento delle aziende italiane che hanno questo come tema. Cioè la nostra struttura produttiva ha una struttura portante, ha uno scheletro basato sulla microimpresa, ma questo ha dei vantaggi sotto alcuni punti di vista, ed è stato un vantaggio ad esempio in epoca, ma rispetto alla competitività e alla produttività è evidente che è un elemento assolutamente negativo. Allora vedere in questo anche nel secondo quesito anche un elemento che va a togliere una delle cause per cui la parcellizzazione imprenditoriale è avvenuta in questo paese può avere anche un senso di sviluppo industriale diverso. Detto questo, io mi permetto di aggiungere che c'è una linea evidente che lega i quesiti referendari e che è la consapevolezza che nel lavoro, purtroppo ancora oggi nel 2025, la parte debole sono le lavoratrici e i lavoratori italiani. Questa è del tutto è una cosa evidente e lo vediamo, poi parleremo immagino nell'altro quesito che ha a che fare con la precarietà del mondo del lavoro, che si lega molto con la sicurezza. C'è un tema di salari, c'è un tema di ricatto e questi due elementi vanno scardinati e i quesiti referendari in qualche modo entrano a gamba tesa o tentano di entrare a gamba tesa su questi due elementi, cioè sul tema del salario e della precarietà e sul tema del ricatto, perché se l'imprenditore ha sempre il coltello dalla parte del manico è sempre quello che può, e lo dico, ripeto, avendo avuto l'onore e l'onere di fare il ministro dello sviluppo economico prima e dell'agricoltura dopo, che riguarda le aziende agricole, no? Quindi ho visto tutte le imprese italiane, io posso assicurarvi che ancora oggi il coltello dalla parte del manico, che ci siano le crisi economiche, produttive, ma sta sempre comunque dalla parte dell'imprenditore e non delle lavoratrici e delle imprenditrici e non delle lavoratrici e dei lavoratori italiani. Quindi credo che sia fondamentale andare a votare perché pur non risolvendo tutti i problemi del lavoro attraverso i quesiti referendari, certamente è un segnale di attenzione verso quello che oggi per il Paese è il problema principale, che è quello del lavoro, non la quantità del lavoro, ma la qualità del lavoro. Grazie a tutti e due. Ce ne andiamo più ricchi da questo incontro. Permettetemi una piccola digressione. La legge italiana divide le aziende per dimensione sul numero di dipendenti. La normativa europea su 3 pilastri: dipendenti, fatturato e attivo di bilancio. Quindi tu decidi se un'impresa è piccola, media o grande anche sulla base della sua redditività. E forse questo è un aspetto che andrebbe valutato anche nella normativa italiana. Dopodiché, il terzo quesito, come anticipato da Stefano, è legato a una cosa che sta molto a cuore al Movimento 5 Stelle, che è la questione della precarietà, che noi avevamo tentato qualche anno fa di affrontare con il decreto dignità, che era comunque ben lungi dal risolvere il problema, anche se in qualche modo l'ha per un periodo contenuto.
Io credo che questo terzo quesito sia importante perché è evidente a tutti coloro che hanno un po' di voglia di informarsi che la flessibilità sul lavoro non significa minore disoccupazione, che era l'obiettivo a cui si tendeva già con le prime leggi sulla flessibilità della loro governo D'Alema. E questo risultato non è stato mai raggiunto. Ed è ora che si dica questa cosa e quindi vorrei che introduceste l'argomento più tecnicamente, più politicamente come credete, ma questo è un tema veramente importante perché fa la differenza sulla qualità della vita dei cittadini italiani. E più giovani sono i cittadini italiani, più impatta su di loro. Allora, il tema della dimensione dell'azienda italiana legata anche alla precarietà è stato correttamente sottolineato da Stefano ed è, io non sono in grado di dire che sia causa di questa separazione tra diritti maggiori nelle aziende sopra i 15 o meno, però è un dato di fatto oramai. E questo è un processo che si è alimentato soprattutto a partire dalle crisi di metà anni 70, poi ci sono state le grandi crisi industriali che hanno messo in ginocchio tutto il sistema produttivo e poi da lì è successo il disastro con i decentramenti produttivi, eccetera. Pensate che la Zanussi nel 69 aveva 12.000 dipendenti, nel 78 ne aveva già 8.000 e nell'84, 82, 84 quando sono arrivati gli svedesi è scesa a 5.000, oggi ne è 1.600, cioè 1.600? Più sotto? Ecco, ho perso dei pezzi. Quindi siamo a questo livello proprio di frammentazione e sono aumentate le aziende intorno e la precarietà, i contratti a termine sono stati un altro degli strumenti utilizzati appunto per la flessibilizzazione, ma che di fatto hanno precarizzato, ridotto diritti e salari dei lavoratori, questo è un elemento. E per quanto riguarda la questione del quesito, vediamo insomma di non tediare eccessivamente gli astanti, io ho sempre riconosciuto, pur non avendo mai votato 5 Stelle, che nel governo di giallo-verde, il primo governo Conte, di cui penso tutto il male possibile per tutta una serie di vicende, Per la parte verde. per la parte verde, tutta la partita sull'immigrazione poi era una cosa da brividi lungo la schiena, da vomito dal mio punto di vista, però continuo a dire, lo dico a tutti quando faccio i miei interventi da sempre, il decreto dignità ha preso l'orologio della storia e l'ha girato all'indietro, perché effettivamente con quel provvedimento si è ridimensionato l'utilizzo temporale dei contratti a termine, perché era arrivato ad essere nei fatti uno strumento per tenere le persone permanentemente in contratto a termine. 8, 9, 10 anni, persone io le ho conosciute, le abbiamo viste tutte, che continuavano a passare da un contratto a termine all'altro perché bastava lasciarti a casa per 30 mesi, per 3 mesi potevi, per un mese potevi già riproporne un altro di un certo numero e via a seguire. Quindi impossibile. Il decreto aveva posto 2 anni massimo di contratto a termine, il primo anno free, libero, l'azienda poteva proporlo a chiunque senza nessun vincolo, il secondo anno dovevano metterci la causale, cioè spiegare in un contratto scritto, i contratti a termine devono essere sempre scritti e dettagliati, scrivere qual era la causale, il motivo per cui veniva ancora proposto un contratto a termine. Ovviamente se la causale è falsa, è sbagliata, non è dovuta, quel contratto è nullo, diventa a tempo indeterminato. Questo era il tema. Con la pandemia, questa cosa qui, proprio quando c'è stato il primo lockdown, io ero ancora nei meccanici, avevamo migliaia di persone in questa condizione. L'azienda, proprio per l'entrata in vigore del decreto, si è trovata ad avere già fatto i 2 anni di contratti a termine e noi ci aspettavamo, proprio all'inizio del lockdown, che li mandassero a casa tutti. Infatti avevamo cominciato anche a tentare di resistere, però nei limiti di quello che puoi fare. Invece c'è stato un grandissimo consolidamento dell'occupazione con il Jobs Act, perché ormai era operativo, quindi sempre col contratto a tutele crescenti, ma li hanno assunti perché
perché oramai li avevano lì da un pezzo. Quando è entrato in vigore il decreto dignità, gli hanno fatto altri 2 anni di contratto, ma poi erano arrivati a pacco. E siccome ormai quella gente lì serviva, li avevano formati, erano usciti vecchi e non avevano le persone, hanno dovuto assumerli. Poi è arrivato Draghi, ha sospeso questa clausola, quindi di nuovo free. Poi con la fine del governo Draghi, il periodo del lockdown, si è ripristinata. È arrivato questo governo e potevamo aspettarci nient'altro, d'altronde il governo, anzi la Presidente del Consiglio, nel momento in cui si è insediata, ha dichiarato apertamente che lei, questo governo, non avrebbe disturbato i produttori. Allora, ai lavoratori, io l'ho sempre spiegata così, non siete voi l'oggetto di quella dichiarazione, sono i vostri datori di lavoro, i produttori. E infatti nei primi 100 giorni cosa hanno fatto? Hanno cancellato definitivamente qualsiasi vincolo per i contratti a termine. Quindi oggi i contratti a termine sono di nuovo free e fanno quello che vogliono, perché poi nelle realtà dove l'attività lavorativa magari non è complicatissima, ma è vero fino a un certo punto, perché io vedo che questi contratti qua li stanno applicando anche a lavoratori e lavoratrici impiegate, anche con qualifiche di un certo livello, ma evidentemente se l'azienda non ha prospettive particolari, eccetera, arrivato lì li manda via e ne prende altri, perché poi tenere le persone a termine è un modo per ricattarle, per impedirle appunto di rivendicare condizioni diverse, questo è evidente. Quindi intervenire con il referendum significa dal primo anno direttamente, quindi andiamo oltre il decreto dignità, perché stabilisce che le causali devono essere inserite nel contratto dall'inizio e le motivazioni per giustificare un contratto a termine non è che se le inventano le aziende, o sta scritta nella legge, quindi stagionalità, sostituzione e picchi straordinari di lavoro non prevedibili. Fuori da quello ci possono essere i contratti che stabiliscono altre condizioni. Lì si apre un altro cinema, perché poi ci sono contratti che noi chiamiamo pirata, che ne fanno di cotte e di crude, per cui magari sono anche peggio, però quantomeno c'è il vincolo delle causali, e se le causali, ripeto, sono false, non sono adeguate, quel contratto è nullo e il lavoratore o lavoratrice deve essere assunta a tempo indeterminato. Quindi questa è la ragione in più per cercare di risolvere quel problema. Non farò una difesa d'ufficio del governo giallo-verde, però un paio di cose voglio dirle, perché io ho avuto la fortuna di fare il capogruppo già, sempre al Senato, già dall'inizio della scorsa legislatura, quindi dal giorno in cui abbiamo iniziato il governo, era il 2 giugno del 2018, sono diventato capogruppo e quindi ho gestito il governo giallo-verde dal Parlamento, gestito nel senso che ho subito le difficoltà di relazione che c'erano tra noi e la Lega. E per me dover convincere i miei colleghi di votare cose che per me erano un obbrobrio non era facile, cioè convincere i tuoi colleghi di andare in aula a votare i decreti sicurezza quando tu pensi che quei decreti siano una porcheria disumana, non è facile. Io non voglio dire che c'era una contropartita, però penso che in quel governo noi abbiamo fatto alcune cose che potevano veramente cambiare il paese, perché la Lega ha fatto solo quello, ha fatto i 2 decreti sicurezza. Noi abbiamo fatto il reddito di cittadinanza, abbiamo fatto il decreto dignità, abbiamo fatto la legge spazzacorrotti, che ha introdotto alcuni elementi di innovazione, cambiamento normativo, sia rispetto ai reati dei colletti bianchi, che sono sempre quelli più difficili da fare in Parlamento, perché riguardano noi stessi, e ha introdotto il tema della prescrizione. Solo queste 3 cose, voglio dire, rappresentano, secondo me, cioè io oggi non so dirvi di
questo, che è il quinto governo più longevo della storia della Repubblica Italiana, un provvedimento che posso poi contrastare politicamente o appoggiare politicamente, che posso dire che è una porcheria o che è fatto bene, ma caratterizzante l'azione di governo. Non c'è. Noi nel governo giallo-verde abbiamo caratterizzato l'azione politica del governo con i nostri provvedimenti, dovendo subire certamente il tema della sicurezza, del decreto di sicurezza, che era una porcheria, ma che erano molto caratterizzanti e che avevano un impatto forte, molto forte sulla vita di ciascuno di noi. E quindi non è che difendo in generale quello che abbiamo fatto nel primo governo, Conte, ma devo dire che in quel governo siamo riusciti a fare tante cose. L'avremmo fatto di più e meglio probabilmente nella seconda parte, quindi quando abbiamo governato col Partito Democratico, che però è un governo travolto completamente dalla pandemia, dove a dimostrazione del fatto che il tema del lavoro per il Movimento 5 Stelle è il cuore dell'azione politica, io ricordo che in pandemia siamo l'unico paese al mondo che ha vietato per legge i licenziamenti. Noi abbiamo vietato per legge i licenziamenti, una roba che allora magari ci sembrava quasi, a ripensarci oggi, la forza con cui l'abbiamo fatto, e ripeto, io tra l'altro ero ministro dello sviluppo economico, quindi avevo le aziende che mi venivano ogni giorno, ma posso dirvi che in quella fase il sistema paese ha lavorato tutto nella stessa direzione. Io mi ricordo una trattativa iniziata con un appuntamento alle 10 del mattino e finita con la firma dell'accordo sui protocolli per le chiusure delle aziende alle 8:30 del mattino dopo, quindi per quasi 24 ore consecutive. Al tavolo per il governo c'ero io, c'erano sindacati e parti datoriali, c'era Anna Maria Furlan, c'era Maurizio Landini, c'era Carmelo Barbagallo allora per la UIL, e dall'altra parte diciamo che la parte datoriale era rappresentata soprattutto da Enzo Boccia, che allora era il presidente di Confindustria, e devo dire che grazie a Dio c'era Enzo Boccia, perché probabilmente col presidente di dopo della Confindustria non avremmo chiuso quell'accordo, perché Bonomi non ha mai avuto un concetto di responsabilità sociale dell'impresa che invece Enzo Boccia aveva molto forte, quindi abbiamo chiuso un accordo e lì davvero il sistema paese ha retto, perché anche perché i corpi intermedi sono riusciti a capire che era una situazione del tutto eccezionale e che serviva che ciascuno collaborasse per un pezzo a far sopravvivere il paese. Però è del tutto evidente che il movimento è la forza politica che forse più di ogni altra sul tema del lavoro si è spesa, anche facendo le cose. Io adesso non voglio, penso sia abbastanza noto che se è esistito il Conte 2, probabilmente sono l'azionista di maggioranza relativa di quel governo assieme a Roberto Fico, perché abbiamo fatto tutto il possibile per portare il movimento all'accordo col Partito Democratico. Ma se oggi non c'è il salario minimo è perché in quella fase, lo dico in grande amicizia, ma Andrea in realtà era tra quelli che voleva farlo. C'era un altro pezzo del Partito Democratico, quello di base riformista, quindi Lorenzo Guerini, insomma tutti gli ex renziani che non lo volevano, e devo dire che all'inizio nemmeno il sindacato era tanto convinto sul tema del salario minimo. Dopodiché siamo riusciti a far capire un po' a tutti che il salario minimo orario legale è un pezzo, ma che serve una legge sulla rappresentanza e serve dare maggiore possibilità al sindacato, quello vero, di essere presente nella contrattazione collettiva. Cioè i contratti pirata non devono esistere, i contratti devono essere quelli più rappresentativi, ma per essere più rappresentativi devo avere una legge sulla rappresentanza. Cioè io mi ricordo quando avevamo fatto gli stati generali sull'economia proprio subito dopo il Covid, facevamo gli incontri con tutte le parti sociali, noi avevamo 77 sigle sindacali, non ha un senso logico, no? Cioè devi fare una legge sulla rappresentanza per capire la forza del sindacato qual è.
questo pacchetto, quindi tre pilastri, no? La legge sulla rappresentanza, la contrattazione collettiva e il salario minimo, sono qualcosa che oggi serve. Oggi serve perché il nostro paese sta diventando povero, ma la povertà riguarda chi lavora, questo è inaccettabile. Cioè, un pezzo del reddito di cittadinanza e la parte, credetemi, più costosa per le casse pubbliche era l'integrazione al reddito di persone che lavoravano, non gente che non aveva lavoro. Ma che paese è quello che ti dice sì, stai lavorando? Oggi i dati occupazionali sono eccezionali, meravigliosi, solo che abbiamo un costo, cioè abbiamo un monte ore di cassa integrazione che rendono il paese povero, che è del 30% più alto dell'anno scorso. E allora cosa mi serve a dire che tutti lavorano? Tutti lavorano, quindi abbiamo tanta più gente che lavora, un monte ore lavorato che decresce, una cassa integrazione straordinaria che sale e quindi c'è un aumento della povertà, perché è la matematica che lo dice, no? Perché se io ho meno ore lavorate, più cassa integrazione e più gente che lavora, è evidente che io ho tanta gente. Quando una persona lavorava 40 ore alla settimana, oggi ho 4 contratti da 10 ore e quindi ho 4 occupati invece che uno. E però quei 4 non arrivano neanche alla prima settimana del mese. Cioè, questa è la condizione del mondo del lavoro oggi. E credo che contro questa condizione noi ci siamo battuti veramente, anche dovendo sopportare i compromessi con la Lega. L'abbiamo fatto per questo motivo qua. Oggi andiamo a toccare il tema del precariato forse ancora di più di come si faceva col decreto dignità, che era un primo passo però importante, no? Perché fondamentale, direi. è la cosa che non riesco a capire, ma anche parlando con tanti imprenditori. E dicono, vabbè, ma allora io non assumo più, come faccio se dopo devo tenermelo tutta la vita? Ma scusa, io non ti sto dicendo che ho abrogato i contratti a tempo determinato, io ti sto solo dicendo che tu devi avere un motivo per assumere una persona a tempo determinato. Prego. No, non è che sto abrogando tout court la possibilità della contrattazione di un contratto di lavoro a tempo determinato. Ti sto dicendo, sì, ma se lo fai, devi dirmi perché lo fai, lo devi dire dall'inizio. Ho imprese che dicono, ma io ho preso una commessa e dopodiché quando non avevo più la commessa, c'è una causale, lavoriamo sulle cause, sulla causalità, ma non possiamo dire che a prescindere il contratto a tempo indeterminato è una cosa che all'imprenditore non va bene perché poi si sposa col dipendente, però è anche il dipendente che, come posso dire, deve avere delle garanzie per farsi una vita, per avere una famiglia, per farsi un mutuo, perché sennò lo Stato deve occuparsi di questo più che dell'imprenditore, no? Deve mettere in condizione l'impresa di poter esercitare il suo ruolo nella società nel modo migliore possibile. La parte debole però, come dicevo prima, è sempre il lavoratore, lo Stato è di questo che si deve occupare. E la precarietà, così do l'assist a Elena per agganciarsi al tema della sicurezza sul lavoro, è il primo elemento che incide sulla sicurezza nei posti di lavoro, perché il dipendente precario che non ha limiti alla contrattazione a tempo determinato e che sa che ogni tot mesi deve vedere il suo contratto rinnovato dal suo datore di lavoro, andrà mai a denunciare il datore di lavoro che non gli fornisce dispositivi di protezione individuale? Così, a naso. Io la vedo difficile. Allora, togliere la precarietà del mondo del lavoro è anche un elemento essenziale, poi sulla sicurezza dirò un po' di cose, essendomi occupato di sicurezza nei cantieri come professione per tanti anni. Eliminare la precarietà e la povertà del lavoro ha tanto a che fare con la sicurezza del lavoro. Perché se c'è insicurezza e non viene denunciata è perché c'è precarietà e c'è povertà. Grazie dell'assist. Questo credo che sia il quesito referendario a cui tengo di più ed è in sostanza la responsabilità nella catena degli appalti. La questione è la responsabilità nella catena degli appalti.
La catena degli appalti in Italia è un problema enorme per tutta una serie di questioni, in primis per la sicurezza sul lavoro, ma anche per infiltrazioni mafiose, ma anche per la gestione del lavoro. Ed mi piace molto questo quesito perché andare a intervenire lì e forse in questo momento con il bollettino di guerra che viviamo quotidianamente con i morti sul lavoro è la questione più emotivamente importante forse, ma non è solo una questione emotiva, è anche una questione di sicurezza, rispetto e dignità del lavoro delle persone. E quindi andiamo ad illustrare questo quesito. Grazie. Bene, allora tutte le questioni poste ovviamente sono assolutamente condivisibili. Sul tema adesso del salario minimo siamo tutti d'accordo, anche la CGIL ci è arrivata faticosamente, c'è ancora qualche sindacato che non ci è arrivato, non ci arrivavamo perché noi eravamo soprattutto per la certificazione della rappresentanza, quindi per azzerare tutti i contratti pirata che vengono fatti all'uopo per non applicare i contratti principali. Sul tema della sicurezza, allora, giusto perché si abbiano le idee chiare, interveniamo su quella che noi consideriamo una delle leggi migliori in materia di salute e sicurezza, che è il decreto legislativo 81, che ha riunificato tutti i decreti del Presidente della Repubblica degli anni 50, tutte le leggi fatte dopo, quindi adesso è un documento completo, che se venisse applicato per come prevede la legge, probabilmente saremo in una condizione in termini di sicurezza in tutte le realtà molto ma molto maggiore. Invece c'è un'applicazione per lo più formale, tante carte, tante firme, ti ho informato, ti ho formato, ti ho detto, sei informato, ti ho consegnato i DPI, poi che il DPI non mi permetta di fare il lavoro, io me lo tolgo perché sennò tu mi contesti quanti pezzi faccio o come faccio l'attività, quello ovviamente non emerge mai, anzi è sempre il caso del lavoratore, o lavoratore che rimuove le fotocellule perché gli danno da fare dei lavori di piegatura che altrimenti con la fotocellula non riesce a fare. L'azienda lo sa, ma poi quando il lavoratore si prende le dita sotto la pressa è causa del lavoratore che ha rimosso Cioè, sono tutte cose viste, riviste, che purtroppo fanno parte del contesto italiano nel momento in cui appunto abbiamo una legge ma non la si applica in modo preciso. I rappresentanti dei lavoratori non vengono coinvolti, sono poche le realtà dove gli RLS che sono i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sono coinvolti dal momento della valutazione dei rischi al momento del piano di sicurezza, dovrebbero essere protagonisti, dovrebbero essere coinvolti, non succede quasi mai. Sì, in elettro succede perché l'azienda è un'azienda svedese che ha una serie di condizioni, ha una storia di accordi sulla partecipazione che per cui c'è un certo tipo di lavoro, ma anche lì fanno i furbi, perché quando dovevamo discutere dei movimenti ripetitivi per le malattie professionali non se ne veniva mai fuori perché l'azienda utilizzava i suoi metodi di valutazione, le persone si ammalavano ma avevano tutte posizioni verdi che non potevano aver fatto ammalare le persone. Quindi il tema della sicurezza è proprio un tema di mentalità e di come viene applicata. Ma il referendum non incide sulla volontà dei padroni di applicarla decentemente, incide sul fatto che questa norma fatta nel 2008 aveva un senso, già tirata per i capelli, per la condizione del sistema produttivo ed economico del nostro paese. Oggi siamo in una condizione dove, vi ho detto prima, il 95% delle aziende sono sotto i 15 dipendenti, ma quando dico sotto non è che sono a 15-14, sono a 3, 4, 5, 6, questa è la dimensione, che porta la media della dimensione delle aziende in Italia all'1,4. La Germania ha 14 come media, questo per fare un paragone con un paese per cui noi lavoriamo prevalentemente, che ha una condizione diversa ovviamente. In questo senso, lo faccio anch'io come Stefano,
fa ridere, e per non dire che fa piangere, tutta la prosopopea intorno alla legge sulla partecipazione che la CISL ha raccolto come legge di iniziativa popolare, che il governo ha accolto e ha fatto approvare. Credo sia già arrivata alla conclusione, se non sbaglio, perché non è che la sto curando, deve essere arrivata anche in Senato, forse no, deve tornare di nuovo con l'ultima lettura in Camera dei Deputati, e quello diventa lo strumento per cambiare le condizioni materiali delle donne e uomini che sono costretti a lavorare per vivere. Una puttanata, perché se tu la partecipazione fai fatica a farla nelle aziende sopra i 1000 dipendenti, se abbiamo tutte aziende che sono piccole, piccoline, e col padrone che è lì sul fiato che lavora come l'operaio, me la vedo la partecipazione. E neanche in queste aziende qua, quelle grandi, facciamo la partecipazione, perché la partecipazione è fittizia. Il tema vero grosso è che purtroppo dalla edificazione della legge alla condizione di oggi noi abbiamo avuto tutta una serie di procedure che sono andate avanti e indietro sul tema degli appalti. Prima ridotte, poi rimesse in auge, poi è arrivato l'esimio ministro Salvini, che adesso è tutto attento e contento e felice che partono i lavori sul ponte di Messina, che ha liberalizzato totalmente gli appalti a cascata. Non c'è più limite, con la scusa che così avremmo accelerato anche le opere del PNRR. Sapete che siamo tirati per di qua, rischiamo di dover restituire i soldi, e così avremmo velocizzato le opere, tenendo conto che, almeno io leggo le note dell'ANAC, il costo della realizzazione dell'opera è meno del 40% rispetto ai tempi complessivi dalla decisione di fare l'opera, alla progettazione, le varie autorizzazioni. Ci sono tutta una serie di vincoli legati anche alla storia del nostro paese, le intendenze, questo, quell'altro, i comitati poi che impugnano il progetto, eccetera, eccetera. Invece di incidere sulla velocizzazione dei processi decisionali, ha pensato che togliendo e consentendo alle aziende di appaltare, subappaltare, si poteva velocizzare, cosa che non sta funzionando, perché siamo comunque in ritardo. Ma il tema vero è che oggi ci troviamo con la catena delle responsabilità che è diluita all'infinito. Quindi la stazione appaltante, che ha gli occhi della magistratura sopra, magari è a posto, perché deve fare i conti con le ispezioni, ma tutti gli altri non ce l'hanno più. E più tu allontani la responsabilità, peggio va. Perché? Perché il testo unico, che in buona fede quando si è fatto diceva una sacrosanta verità, la responsabilità della salute e sicurezza delle lavoratrici e lavoratori è in capo al datore di lavoro. Punto. Infatti noi, quando i nostri delegati fanno la segnalazione con l'articolo 50 che c'è un problema, non la mandano all'RSPP, al preposto, al medico, al datore di lavoro. Tu devi sapere. Poi gli altri li posso anche informare o li informi tu, ma il mio compito è di dire a te che sei datore di lavoro. Ma il problema, appunto, che se c'è l'appalto, se c'è il subappalto, se c'è il subappalto, il datore di lavoro è sempre quello dopo. E quindi i lavoratori che a mano si allontanano dalla stazione appaltante diventano sempre più esposti ai rischi, perché gli appalti sono sempre più poveri. Allora, se possono, grattano sul contratto applicato, fanno un contratto pirata se possono, ma alcune volte le procedure degli appalti prevedono che deve esserci un contratto di un certo tipo, e quindi dove grattano? Sulla sicurezza. Infatti l'INAIL certifica che la maggior parte degli infortuni gravi, gravissimi, anche morti, avviene nella catena degli appalti. Quindi, chiudo, il referendum interviene cancellando quel punto del decreto del testo unico, del decreto legislativo 81 del 2008, per far sì che la responsabilità sia distribuita e rimanga anche al committente iniziale. Che così, questo è l'altro obiettivo, così vi dico qual è l'aspettativa che abbiamo noi, è che nel momento in cui l'azienda appaltante, oppure sì, la stazione appaltante piuttosto che il committente, deve decidere se appaltare il lavoro, deve quantomeno porsi il problema se quell'azienda lì è nella condizione di fare l'opera
anche sul piano della sicurezza degli investimenti per la salute e sicurezza dei lavoratori, e perché gli rimane la responsabilità sua. E noi pensiamo che questo nel tempo, perché non sono processi che cambiano le cose così, dovrebbe portare anche ad una riduzione di questo fenomeno appunto prodotto, un po' come quello che avevamo ragionato prima, del fatto che le aziende restano sotto i 15 dipendenti per non avere i vincoli dell'articolo 18. Anche in questo caso sarà un processo, secondo noi, che se va in porto dovrebbe portare ad una ricomposizione della filiera produttiva, in modo che ci sia più sicurezza e salute. Ecco, questo è lo scopo del referendum. Ma intervenendo sempre per secondo non è facile, perché poi dice tutte le cose giuste che condivido e devo inventarmi. Intanto, in questo paese bisogna dividere tutte quelle opere che sono soggette al codice degli appalti. Il lavoro, innanzitutto, è del tutto evidente che non è che solo edilizia, cantieristica, però insomma, purtroppo le percentuali di infortuni nella cantieristica navale e nell'edilizia mostrano in modo evidente come siano i due settori più sensibili da questo punto di vista. Quindi le opere, un cantiere può essere di un'opera pubblica o di un'opera privata, ed è evidente che tutta la parte che riguarda la sicurezza, che vale per tutti i cantieri, parte però da presupposti diversi, perché il controllo anche sui subappalti di un'opera pubblica non sono gli stessi di un'opera privata. Cioè, quando si dice hanno liberalizzato i subappalti a cascata, la subappaltabilità integrale dell'opera, si guarda sempre la parte dell'opera pubblica, perché è il codice degli appalti. Perché nel privato non c'è una regola che vieti all'impresa, e il committente che se ha un'impresa che subappalta tutto e dice no, a me non sta bene, ti tolgo il contratto, va dall'altra parte. Perché questo è legato al referendum? Perché è chiaro che la catena del subappalto nel privato, che è sempre stato possibile, è una catena un po' più fragile di quella del pubblico. E io vado ad agire su una norma che vale per entrambi i tipi di cantiere, ma soprattutto perché, anche qui, vi faccio un esempio, 2012, credo 2013, cantiere a Trieste, direi che ero sia direttore dei lavori che coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Vado in cantiere, faccio la mia visita di cantiere come ogni giorno faccio il verbale, faccio le foto, tutto, esco dal cantiere. Dopo un'ora e mezza mi chiama l'amico Orpelli, che era un famosissimo ispettore dell'azienda sanitaria, molto severo, e mi dice: guarda, stiamo facendo l'ispezione, vieni in cantiere, abbiamo visto che eri qua, perché erano già in baracca, perché loro entrano, vedono tutto quello che vogliono. Io torno e dico: sì, sono stato questa mattina, gli mostro le foto che avevo fatto nella macchina fotografica digitale, e lui dà una sanzione all'impresa perché era un edificio esistente, una ristrutturazione, stavano lavorando sul vano scala, stavano portando il cartongesso ai piani e avevano tolto i parapetti del vano scala per essere più rapidi nel trasporto del cartongesso. Quando sono stato io, per fortuna avevo le foto, ho detto: guarda, io stamattina c'erano. Dopodiché io vado via, questi li tolgono, non è che, cioè, il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza non è che deve stare in cantiere tutto il giorno, no? Ovviamente. Quindi io non sono stato sanzionato, l'impresa è stata l'unica impresa che è stata sanzionata nei miei cantieri. Ho fatto 60 opere pubbliche, penso 120 cantieri privati, ho avuto tante volte visite di cantiere, non ho nessuna impresa mai preso la multa. Quella è stata l'unica sanzione l'unico cantiere in cui hanno dato delle multe. Quindi dalla sanzione va via, chiude il verbale, eccetera. E quando se ne va, vado da questi che erano in subappalto rispetto all'azienda principale, e faccio: ma scusate, ma che cazzo vi è venuto in mente di togliere i parapetti? E fa: ma noi siamo cottimisti, noi lavoriamo a cottimo, noi prendiamo 26.000 euro per fare 800 metri di cartongesso.
Se io li faccio in un mese, prendo 26.000 euro in un mese, se lo faccio in 2 mesi, prendo 26.000 euro in 2 mesi. E per me avere il parapetto mi fa perdere il doppio del tempo, perché una roba è fare tutto il giro della scala, un'altra roba è mettere gli operai così, passarselo e tirare sul cartongesso. Allora perché dico che il subappalto e la responsabilità? In quel caso, adesso non mi ricordo che struttura aziendale avevano questi cartongessisti, se erano 2 artigiani, adesso oggettivamente non mi ricordo. Ma chi era il datore di lavoro? Io dico che la responsabilità è anche dell'impresa che ha dato in subappalto quel lavoro, che lo paga a cottimo e che non garantisce il diritto di quelli che sono anche imprenditori, però di avere un giusto guadagno rispetto al lavoro che fanno. Allora perché ha senso andare a abrogare una norma che dal punto di vista della ratio, ha ragione Maurizio, non è sbagliata, perché l'8108 è molto centrato sulla responsabilità del datore di lavoro e sul concetto di datore di lavoro, che poi negli anni si è anche consolidato con una giurisprudenza che ha individuato la figura del datore di lavoro, ma in quel caso il datore di lavoro è anche un pezzo di datore di lavoro, è l'appaltatore principale rispetto al subappaltatore. Dopodiché io vi dico la mia sul tema della sicurezza. Non lo risolviamo per legge, lo risolviamo per cultura. Serve la cultura della sicurezza sul lavoro, serve che ci sia un ruolo di educazione alla sicurezza sul lavoro, perché altrimenti soltanto con le leggi sì, possiamo mettere sanzioni, possiamo mettere i controlli. Guardate, tanti dicono che bisogna fare più controlli. È vero, si sta andando nella direzione sbagliata. Il fatto che questo governo abbia messo una norma che per i controlli ispettivi ti devo avvisare 10 giorni prima, insomma, diciamo che non agevola sicuramente il lavoro degli ispettori, ecco. Anche quando ti intercettano adesso devono avvisare preventivamente che ti stanno per arrestare, che ti stanno intercettando. Quindi è evidente che non si va nella direzione giusta, però i controlli in questo paese non si faranno proprio per la struttura aziendale che abbiamo, cioè noi abbiamo 6.500.000 aziende, solo nella parte manifattura, edilizia, cioè tolta l'agricoltura, dove ce ne sono altre 1.200.000 circa, più in realtà sono 750.000 vere. Quindi abbiamo 7 milioni di aziende, ma per quanti ispettori mettiamo non è che siamo in grado di controllare tutte le 7 milioni di aziende italiane, no? Per cui non è una questione di controlli e non è una questione di norme o di sanzioni. Certo, ci sono la parte sanzionatoria dell'8108 secondo me è sempre stata sbagliata in alcuni approcci. Io ho visto imprenditori amici, una SNC in cui c'erano 2 soci, avevano tutto a posto, non avevano comunicato all'azienda sanitaria la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ma non all'ispettorato del lavoro. Hanno preso la sanzione di 5.146 euro per 2 perché uno era datore del lavoro dell'altro. Ora sanzionare una piccola azienda di 2 persone, 2 artigiani sostanzialmente, con 10.000 euro che è il guadagno di un anno perché si erano dimenticati di mandare un fax, non ha tanto senso, perché non accresce la sicurezza sul lavoro, no? Il fax che mando all'ispettorato, mentre c'è tutta una parte di sanzionatoria che deve essere molto più pesante su ciò che succede nelle aziende, no? Su la modifica dei dispositivi di protezione individuale, sul fungo che manca, sul pulsante di stop automatico manomesso, cioè tante cose che invece devono essere sanzionate molto più pesantemente perché incidono molto di più sulla sicurezza reale. Però io ripeto, non è con la legge che risolviamo il problema della sicurezza in questo Paese. Devo dire, tra le tante malefatte di un governo di merda, che è quello che purtroppo è alla guida di questo Paese, c'è un'iniziativa positiva del Presidente del Senato che ha deciso che ogni martedì all'inizio della seduta, che è la prima seduta della settimana, verranno letti i nomi di tutti i morti sul lavoro della settimana. È una piccola cosa, che certamente non porta a maggior sicurezza sui luoghi di lavoro, però è un faro che ogni martedì sul Senato si accenderà, in cui si leggeranno tutti i nomi dei morti sul lavoro.
Beh, insomma, dai, però noi su questo cercheremo, però è un segnale, insomma, ogni tanto è anche un segnale di attenzione positiva rispetto a un tempo. Sì. Anche l'orologio rotto 2 volte al giorno segna l'ora giusta, dai, mettiamo Esatto. così. Sono quelli dell'INAIL, tutti quelli che non sono segnalati dall'INAIL non verranno segnalati. E sono tanti, forse più di quelli che sono segnalati.